A Mauro piaceva assomigliare a un vecchio buttero. Un buttero dalla mano dolce con i cavalli, ma anche un maestro attento e preciso, che sapeva trovare sempre la parola giusta per aiutarti a correggere le cose fuori posto. Ma Mauro aveva soprattutto un cuore grande e aperto, che gli faceva avvicinare le persone con quella simpatia e accoglienza che solo una persona colta e saggia come lui sapeva fare. Noi di Ride TV l'avevamo incontrato l'anno scorso a Verona in Fiera Cavalli e in poco tempo è diventato per noi come un padre che ci invitava a divulgare la passione per i cavalli. Ci proponeva servizi, curiosità da diffondere, perché il cavallo era parte della sua vita. Era nato tra i cavalli, li aveva accuditi fin da piccolo, li aveva studiati fino a diventare uno dei più grandi esperti del cavallo tolfetano, la razza che tanto amava. Dal 1990 abbiamo fatto un registro anagrafico dell'Associazione Italiana Allevatori, dove adesso questi cavalli hanno un vero e proprio registro, un book anagrafico di padre e di madre, per cui vengono allevati in selezioni per evitare consanguineità anche per la conservazione della razza. Era l'amico di tutti e tanti amici hanno voluto essere presenti nel giorno dell'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria del Monte di Torrita Tiberina, il piccolo paesino immerso nelle colline della Sabina dove Mauro trovava la serenità e la pace delle mura di casa. Oggi abbiamo perso questa brava persona. Siccome la chiesa oggi è pienissima, vedo che veramente era una persona molto brava. Un confratello della chiesa mi dice: padre, in 2 parole ti dico, era amico di tutti. Allora già in queste parole ho capito veramente chi era Mauro. Anche i colleghi della RAI non hanno mancato di ricordare Mauro, la sua cordialità e la sua professionalità, che l'aveva portato a numerose missioni all'estero per raccontare gli orrori delle guerre o per narrare i viaggi di Giovanni Paolo II. Per anni è stato designato alla comunicazione RAI del Quirinale con i presidenti Scalfaro e Ciampi e nel 1999 gli era stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica. Un maestro dagli occhi attenti è stato definito da qualche suo amico e sicuramente per noi di Ride TV e per tutti gli appassionati di equitazione, un maestro lo sei stato veramente. Ciao Mauro.